Martedì 30 giugno, Santi primi martiri della Chiesa. È il 182esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 184 al termine. Il sole sorge alle 5:26, tramonta alle 21:03. La luna sorge alle 15:51, tramonta alle 2 di notte. A Conegliano giunge notizia da Strasburgo che il vino Piccolita è considerato superiore al Tokai e che i vini di Conegliano sono graditissimi anche alla mensa del re di Francia. Le previsioni per domani: in prevalenza cielo poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio a tratti nuvoloso, con qualche pioggia più probabilmente su rilievi e zone limitrofe. Temperature senza variazioni di rilievo di notte ed in aumento di giorno. Il paese vestito a festa con strade colorate di fiori e addobbate dagli stendardi di borgata è una meta turistica particolarmente attraente nell'ultima domenica di aprile. Il lavoro della comunità romanese, in collaborazione con il Comitato Siriola, il Comune e la Proloco, crea il grande evento del Palio, manifestazione che ricostruisce gli originali momenti della vita passata ambientati nelle vecchie case contadine, nei cortili e negli angoli più rustici del paese. La passione e la competitività tra le contrade assicurano ogni anno rappresentazioni sempre più curate e veritiere. I contradaioli si trasformano per l'occasione in una sorta di teatranti e registi, per curare scene, costumi e interpretazioni. Bacheche e ciclostilati, posti all'ingresso di ogni angolo rustico, curano l'informazione didattica e accompagnano la visita dei turisti. Una lunga serie di ingredienti ricostruiscono la vera vita di una ruralità ormai scomparsa. I suoni antichi dei lavori di fatica, i canti delle donne prostrate a sciacquare i panni, lo schioppettio del fuoco che precede il profumo della polenta. E al profumo del cibo si uniscono gli odori degli antichi mestieri. Mani guidate dall'esperienza si muovono sicure, accompagnate da espressioni del viso che variano al variare del movimento e dello sforzo, tanto che uomo e attrezzo sembrano diventare un tutt'uno. Gli angoli rustici del Palio di Romano De Zelino sono un'opportunità unica per apprendere le tradizioni, la storia dell'uomo e i suoi valori essenziali in armonia con la natura. Immagini semplici di ricchi contenuti.